dico, come sempre le tue poesie sono molto appassionate e tu le declami in una maniera proprio tua. Grazie a tutti. Grazie Silvia, e adesso Dulcis in punto, la sottoscritta si congeda come presentatrice chiamando a sé il nostro Giacomo Pistone. Il nostro Giacomo Pistone, che anche lui, a parte essere un bravissimo artista che conosciamo benissimo, poliedrico anche lui nelle sue attività artistiche, è senz'altro un bravo poeta. Per quello che si dice, il poeta del cuore, e io tante volte gli ho visto il cuore al nostro Giacomo attraverso i suoi versi. Prego Giacomo, tu ricorderai anche il nome della tua poesia, che già è tutto un dire. Grazie. Io sono onorato di stare qui in mezzo a tutti gli amici che vengono da tutte le parti della Sicilia. Ho dedicato questa poesia a tutte le donne contemporanee, a tutte quelle donne, mamme che hanno le sue paure. Il suo titolo è Una madre spaventata. Una madre spaventata. Seduta sopra una nuvola di vento, volavo con la mia fantasia riempita di spavento. Guardavo questo mondo confuso e ingannevole e incerto di futuro. Incerto di futuro, non facendomi vedere le cose belle che ho, donatemi dal Padre Eterno. Sono confusa volando su questa nuvola di vento che mi offusca. Ma la voce della mia anima grida e mi dice: buttalo via questo spavento. Devi restare una madre e una moglie piena d'amore. E questa voce grida ancora: sii forte come la ginestra, bella come il suo colore, e sorridi sempre da illuminare che ti sta accanto e il mondo intero. Sorridi sempre come una bambina che non conosce inganno, e sii un porto sicuro per i tuoi figli e per l'uomo che ami tanto. In questa terra la vita è una sola. Vivila serena, senza paura. Scendi da questa nuvola di vento, cerca riposo, guardati allo specchio e sorridi. Grazie. Anche ovviamente lui ha diritto al suo attestato. Un attimo che togliamo il nostro regia. Allora, io stasera ho avuto il piacere di essere invitato a fare parte dell'Accademia. Bene, da stasera sono anch'io uno che fa parte dell'Accademia. Mi piacerebbe avere con me anche l'amica mia Antonella Papero, se mi dà l'ok. Sì, Parliamone, dice prima. se mi dà l'ok, perché anche lei stasera non recita con noi, ma è con noi. Conosco la sua poesia, conosco le sue radici, conosco il suo cuore. Perciò o ci fai parte. Grazie. Quindi è ufficiale, le prossime insegne saranno anche Giacomo Pistone? Possiamo impegnarci su questo? Presidente, direttore, quindi a presto faremo quest'altra, come si dice, questa solenne investitura, perché è un orgoglio appartenere quando soprattutto si entra dentro una grande famiglia, giusto? E la nostra lo è, come lo stiamo dimostrando. Io non so se definirmi un poeta, cantautore, cantante, non ha importanza il titolo. Quello che conta è riuscire a dare emozione. Non so se ci riesco, però io credo in quello che faccio e pertanto credo che sia una bella iniziativa quello di fare qualcosa di siciliano come tutti i poeti che diventano una voce sola. Io stasera sono anche onorato di stare qua davanti all'amico mio Alessio,
che attraverso le sue opere mi fa capire, certo, di cui sono onorato soprattutto per la sua sicilianità. Grazie. Bene, Giacomo ha concluso la lista dei poeti che hanno declamato Bene Casella. Allora, vorrei vicino a me le mie compagne, ma che fate? Sedute, andiamo, alzatevi, coloriamo questo finale nella nostra solita maniera. Bene. Voi sapete cosa ci tocca fare? Come no? Tu scudasti? A scaletta te la studiare! Hai finto. E allora Cinzia, Angela, Francesca, Silviuccia, è arrivato un momento molto importante, vero? Vuoi cominciare a dire tu qualcosa e man mano finiamo a proposito di solennità, no? Sì, è arrivato un altro momento molto importante. Abbiamo avuto il momento importante dell'investitura della nostra cara amica Francesca, anche le altre investiture, però per noi Francesca è speciale, chiaramente, è inutile negarlo. E adesso c'è un momento molto particolare. No, molto particolare. Ribadisco particolare. Particolarissimo, molto, è una cosa che farà storia. State tutti ad ascoltare, vi arriverà qualcosa. Mi riferivo anche al personaggio, storia, personaggio che farà storia. E allora vogliamo dire a questi amici che abbiamo imparato bene la lezione? 1, 2, 3. Alessio Banchi! Solamente per chi non lo conosce, basta, cioè pochi, insomma, si possono mettere veramente sulle dita di una mano. Il nostro Alessio Batti, dico nostro perché è siciliano, perché è un nostro orgoglio, perché è il poeta, è il commediografo, è l'autore di tanti testi traslati in lingua siciliana, testi importantissimi, testi mondiali. Ricordiamo le tragedie greche, ma non solo quelle, ci sono tante altre opere da lui traslate e lui ha sposato con la nostra associazione ha sposato con lui il progetto della divulgazione della lingua siciliana, soprattutto iniziando dalle scuole. E quindi il nostro diventa non solo un progetto ambizioso, ma futuristico. Significa che desideriamo sicuramente e senz'altro che i nostri figli possano, e quindi figli anche dei figli, possono imparare tra le materie scolastiche anche il siciliano e che finalmente possa ritornare questa benedetta identità siciliana tra noi tutti siciliani. Signore, adesso lascio il microfono al nostro Alessio. Grazie mille, veramente vi ringrazio per l'invito, per l'ospitalità. Per me è stato molto importante ascoltare tutti i poeti, soprattutto perché ho un interesse personale per quelli che hanno declamato in lingua siciliana, soprattutto lei, che è stata veramente qualcosa che mi ha colpito, un siciliano perfetto, veramente, cioè, che si dovrebbe sentire dovunque, così. E niente, io vorrei dare il mio apporto. Chiaramente anch'io scrivo versi e quindi vi leggerò la mia ultima poesia e poi, visto che sono anche un traduttore in lingua siciliana, vi declamerò uno stralcio di Ovidio dalla Metamorfosi Polifemo, mentre la poesia si intitola Può capitare a Lanciasatta. Può capitare a Lanciasatta, piena impulata di l'anima,
mentre ti strucchi gli occhi e dai carizi alla tua bellezza, che io ti vengo a mancare. Io, che da sta terra venni prima di Dio, e prima di Dio venì, e vaganti stramazzai fuori dallo stesso modo come giunsi. Ad un tempo, ti ricordi, dopo tanto camminare dallo dolore di Dio giunsi e mai chiudo ogni altra cosa. E il cuore, che era ridotto un punto stretto, si allargava un tutt'una come una fisarmonica, concedendo 12 noti e cantando versi belli di poesia. A così ti viene a mancare, da chietto, in sobbucchio dello spirito, e ti manco ancora oggi, tanto da scoppiare di lucore. Può capitare, allora esatta, che tu ti ritrovi a fare proprio ciò che facevo io, maravigliandoti di un tale percanto, perché tu mai avessi pensato, mancandoti, di poter mastroiare a così tanto. Può capitare, all'altra santa, che mancandoti e non essendo più cottia, tu mi vedi e vedendomi, ma mi ancora. Una poesia ovviamente dedicata all'amore che resta, dedicata a tutte le donne, chiaramente a tutte le donne innamorate. E le donne innamorate sono innamorate sempre, sempre, e hanno bisogno di poesia, hanno bisogno di poeti, di uomini che le trattano come si tratta una poesia. Bene. È bella questa cosa. Dopo tanti anni che conosco Alessio, questa cosa che ha detto adesso è nuova. Non l'avevo mai sentita. Trattare una donna come si fa con una poesia. Ma la donna è una. Grazie a tutte le donne. Grazie a voi. E allora, un attimo di concentrazione. Qui si parla anche di amore, ma di un amore malato. Voi sapete la storia di Polifemo, innamorato di Galatea. E nella Metamorfosi di Ovidio lui racconta questo. Possiedo una grotta da una parte di Lumonti, una roccia viva da un muso. Uno non si soffre, lo soli in china stati, e lui è lo dall'inverno. Galatea, se mi sposi, mai ti mancano castagni e le frutti di lagumero. Ogni arbolo è sempre al tuo servizio. Di mia, non manca mai lo bianco latte in capo alla cima della montagna, perché cortia possono giocare, stanai, tu cagnoletti d'orso peloso. A così, precisi traditi che difficilmente li puoi riconoscere. Io li stanai e pensai che esse li degno della mia donna. Avanti. Isa, la tua bella facciuzza di luce celesti mare. Avanti, vieni Galatea e non disprezzare le mie reali. Io mi conosco, sai, ancora mi visti il riverbero dallo specchio d'acqua e il soccorristi di lume aspetto, mi piaceva. Vedi, quando sogno grande, manco giovane dallo cielo, avevo un corpo grande come chiedo mio. Una grande capicchiatura mi scende dalla faccia minazzosa e mi vesti d'ombra alle spalle come un bosco. Hai un solo occhio dall'omenso della fronte, ma io assomiglia a un grande scudo. Io non ci che mi passi e lo redo lo vostro mare. Io te lo dono come soggero. Tu dammi solo tant'icchia di pietà e ascolta, ti supplico, le mie preghiere. A te solo mi inchinai. Io che disprezzo Giove,
Lucera, la saitta, che tutto sportusa, ma bagno solo di tira, peio di una saitta, e la raggiatò. Ma panzina lo tuo stilleggio potesse sopportare, io si lo sdegnassi a tutti. Perché invece rifiuti lucicopi ed amadaci? Perché alle miei coiti preferisci chi li so? Che io si prea pure di tu stesso. E cosa che non volessi? Piacessi pure a te, a Galatea. Ma se giù mi capita l'occasione, senti come corrispondi a sto grande corpo la mia forza. Lo squarto vivo e per i campi in capo all'acqua ornivivi sparge a pizzucce le strazze del suo corpo. E gli ci sei pure qui tu, se te ne esci. Brucio! Brucio! E la mia passione offesa, pampa, giurivo chiusa, mi pare caletta, con tutte le sue forze per cercare un nuovo petto. Ma tu, Galatea, tu non ti commuovi. Grazie, questa è la cultura siciliana. Quando la cultura parla in siciliano, noi detto, questo è quello che noi proviamo. Ogni buon siciliano se ne torna con qualcosa dentro. Grazie Giusy, grazie a voi. Alessio, prima di congedarti devi accettare il nostro piccolo, umile presente come ricordo senz'altro di questa nostra serata, ovviamente con tanto affetto il nostro attestato, ovviamente ad Alessio Parti. Ebbene fanciulle, siamo proprio addirittura d'arrivo, no? E a un certo punto mi sembra anche giusto e doveroso farlo per tanti motivi, vuoi per l'orario, vuoi per gli impegni che dove ci attendono, vuoi anche un po' perché il pubblico si potrebbe anche un po' stancare, però noi siamo qui ancora insieme, unite in un unico abbraccio per cominciare i nostri ringraziamenti. Vai. Che dire? Credo che stasera ci siamo emozionati un po' tutti, noi quattro sicuramente, e speriamo di avervi dato qualcosa di noi, chiaramente, e che sia stata gradita, perché il poeta, secondo me, si deve donare, perché il compito proprio è donarsi agli altri, no? Prima donarsi a se stesso e poi donarsi agli altri. Quindi grazie, tutti siete stati davvero importanti per noi, ecco, importanti. Ringrazio il nostro presidente rettore dell'Accademia regionale dei poeti siciliani, Salvatore Mirabile, che ha fatto tanta strada, non dimentichiamo che è dall'altra parte della Sicilia, dall'altra punta, va bene, perché è un triangolo, triscele. Estrema della Sicilia. Siamo a Capoli di Beo, ecco, quindi che dire, io sono emozionato come voi, già avevo accennato qualcosa, siete state meravigliose, tutte e quattro donne, ma 4 donne assieme, signori miei. Sì, chiaramente, sì, come ambasciatrice, quindi allora 5, rettifico, ma dico, siete veramente formidabili, siete una squadra, dovete continuare e non vi fermate, giusto? Quindi che dire, intanto mi corre l'obbligo prima di tutto ringraziare l'assessore, io infatti i ringraziamenti li volevo fare ora, giusto me li chiamato, l'assessore che ci ha ospitato in questa meravigliosa location, ma che comunque ritorneremo, perché la dobbiamo fare un'altra volta nel teatro, quello fuori all'aperto, perché io ci tengo personalmente,
perché lì, non qui perché, ma lì già siamo proprio in un teatro e quindi come spero pure io, come Museo Mirabile, come vi ho accennato poco fa, che noi già siamo arrivati al 7° simposio dei poeti, che si chiama proprio Al Tempio dei Poeti, dove il nostro sfondo, diciamo, di sceneggiatura è proprio il Tempio di Segesta. Quindi, oltre al Tempio, tutti sappiamo che a Segesta c'è anche il teatro di pietra. Quindi qui è anche, diciamo, bellissimo poter fare, diciamo, un evento, una manifestazione di questo tipo. Benissimo, quindi ringrazio l'assessore, ringrazio tutti gli amici poeti che sono intervenuti, ringrazio i nuovi accademici che sono entrati in questa nostra famiglia. Noi diciamo sempre all'inizio, e lo dice pure mia figlia che è il presidente del Museo Mirabile, noi nel nostro simposio accogliamo poeti di fama e poeti che sono all'esordio, perché noi dobbiamo spingere chi magari sta nascosto o per timidezza o per paura, eppure sentite, credetemi, ho riscontrato poeti che non avevano il coraggio appunto di declamare la propria poesia, eppure ci sono dei tesori in quegli scritti. Quindi dico, non ci deve essere questo senso, il poeta non può essere, il poeta è al di sopra di tutto, che facciamo? No, assolutamente. Quindi dico, ringrazio quindi voi per avermi pazientemente ascoltato e che dire, alla prossima, complimenti a tutti. Un omaggio. Questo è un nostro pensiero da parte dell'Associazione Gruppo Culturale Letterario Sicilia Corimio, da parte di Giusy Di Mauro e Angela Bono come responsabili della provincia di Catania accademiche e anche delle accademiche onorarie Cinzia Asciuto e Francesca Privitera. Un nostro pensiero per te, ti ringraziamo tantissimo di essere venuto qui, abbiamo fatto questa bellissima, stupenda serata. Noi emozionatissimi, tu altrettanto, e veramente che ci sia un'altra serata come questa perché ne siamo orgogliosi. Grazie. Assessore, già guarda che sei impegnata, quindi ci sarà sicuramente. Grazie. Perfetto. Vicepresidente, anche per lei un presente come il nostro presidente da parte dell'associazione Gruppo Culturale Letterario Sicilia Corimio, accademici onorari Cinzia Asciuto, Francesca Privitera, responsabili provinciali dell'Accademia, ovviamente per Catania, Angela Bono, Giusy Di Mauro. Grazie per il suo contributo. Grazie a tutti voi, grazie anche ai presenti. Ora mi devo mettere d'accordo con mia moglie perché non so dove metterla. Grazie comunque. Allora, adesso è arrivato un altro momento importantissimo, doveroso e soprattutto di cuore. Di cuore vogliamo dire grazie alla nostra amministrazione preferita comunale, alla nostra amministrazione gravinese e nella persona dell'assessore Patrizia Costa ringraziamo il sindaco e tutta l'amministrazione e desideriamo che ritira lei la targa, ovviamente che porterà in amministrazione al sindaco da parte della nostra associazione, da parte dell'Accademia, da parte di tutti noi un grazie veramente e un arrivederci soprattutto. Sempre ci regalate emozioni. Ormai questa sala, Presidente, è loro. La settimana scorsa
con Alessio Patti abbiamo vissuto dei momenti fantastici, dove si sono alternati i momenti di emozione, di un'alta espressione poetica, letterale e culturale. Devo dire che insomma ognuno di loro ogni volta mi regala delle pillole che non potete capire. Io che sono una parte politica, io vengo qui, ma non vengo per fare la solita passerella, fare i saluti, portare i saluti dell'amministrazione. Io mi pianto in quella sedia e rimango dall'inizio alla fine, perché ogni volta io esco da qua dentro ogni volta veramente innamorata sempre di più di loro, perché mi stanno regalando qualcosa che forse non avevo dentro, ma mi stanno regalando. Ma voi mi credete? Cioè io nella mia testa sto cominciando a fare versi. Guardi, mi deve credere, il mondo politico, noi la mattina vado al comune, io indosso la mia armatura. Arrivo qua il fine settimana dove veramente mi rilasso, dove io trovo la mia dimensione, dove io trovo quel mondo che non appartiene a quel mondo di plastica, ma a quel mondo vero dove c'è sentimento. E questo è quello che veramente deve unirci, fare rete, dobbiamo tenerci per mano e per questo io ringrazio voi. E noi dell'amministrazione, ci sentiti o meno, ringraziamo voi di essere presenti. Grazie veramente. Grazie Patrizia, grazie Assessore, grazie Amministrazione di Gravina di Catania. Adesso se volete potete anche... Allora, di solito in un evento ci sono delle persone che lavorano così tanto, ma io li chiamo gli invisibili, perché se non si nominano si rischia proprio anche di dimenticarli nel corso dell'evento, ma da un po' di tempo a questa parte l'associazione Sicilia Cori Mio ha fortemente voluto e consiglia a tutti gli eventi di ringraziare quelli che sono i tecnici che curano la parte tecnica dell'evento, che magari o che sia un videomaker, o che sia un fotografo, o che sia un comico, o che sia chiunque esso sia, bisogna ringraziarlo. Quindi noi vogliamo il nostro fotografo ufficiale stasera qui, Gianni De Gregorio. Dov'è il nostro Gianni De Gregorio? Si pensi, eccoci qua. Vogliamo il nostro videomaker Pino Parisi. Vabbè, lasciala fissa la telecamera, dai, lascia la telecamera fissa, che una volta ogni tanto anche loro portano a casa un piccolo ricordo in memoria di un evento, di un bel evento come Rime e Note di Sicilia, che stasera ha cercato solamente di impegnarvi anche culturalmente. Questo è il progetto di Sicilia Cori Mio, la diffusione della cultura. Cerchiamo di fare cultura come meglio crediamo, ovviamente, magari ci facciamo consigliare quelli un pochino più bravi per fare il conferito a... ditelo voi. Ricordiamo che in questo momento poteva esserci anche il nostro fotografo Mario Guillermo, che per motivi di famiglia è fuori Catania, anzi probabilmente anche fuori Italia. Quindi un saluto al nostro Mario. Ciao Mario, alla prossima. Fatto questo, prego, andate a vostro lavoro, grazie. Ritornate a vostro lavoro. Ovviamente mi ricordano che per favore il dottore Rico per favore se può venire qui sul palco, perché poc'anzi
abbiamo dimenticato, quantomeno diciamo così, ci diamo noi la colpa, di conferirvi l'attestato. Questo è il suo attestato di partecipazione al poeta. Grazie. Beh, che dire? Grazie. Beh, che dire, noi le nostre 4 figure, 5 figure si stanno congedando a voi in una maniera un po' così. C'è chi si auto fa qualcosa, noi ci stiamo auto conferendo gli attestati. Ormai siamo in un paese così libero e democratico che riusciamo a fare anche questo. Bene, allora Silvia, grazie. Aspetta. E ora, a nome di tutte e 4, noi conferiamo l'attestato di partecipazione alla poetessa Silvia Campagnolo. Grazie. Siamo ferme. Adesso, per ultimo, e adesso vi prometto che sarà l'ultima cosa che stiamo per fare per voi. I nostri nomi ormai risuonano ovunque. Allora, diremo due parole, una frase. Questo sarà il saluto, dopodiché una canzone della nostra Cinzia. Quindi non me ne andate. Vuoi cominciare tu? Sì, io Dicevo semplicemente una frase. Sorridete sempre, il sorriso è gratis, fa felice chi lo riceve e allunga la vita. Un detto siciliano: quando la lingua vuole parlare, prima il cuore a domandare. Poesia. E basta. Ti rifletti davanti a uno specchio e vedi il tuo viso. Ti rifletti dentro la tua arte e lì trovi la tua anima. E ora? Quando l'amore tu pulia, non lo lasciare a mezzo alla via. Bravo.